A chiarire ora saranno le procure, chiarire se esiste un mercato parallelo legale di vaccini validi o se gli intermediari che si sono proposti alle varie regioni sono dei millantatori, considerando che le big pharma ribadiscono la fornitura esclusiva ai governi. E così si ferma l'attività esplorativa del Veneto, a cui sono state offerte 27 milioni di dosi di vaccino. Penso anche che sia in parte superato, per il momento in cui oggi le carte sono tutte in mano alle autorità, saranno le autorità a verificare intanto se ci sono i vaccini e chi ce li ha o chi non ce li ha. Voglio ricordarvi che io queste frasi ve le dicevo dal primo giorno. Conoscendo anche le potenzialità delle aziende farmaceutiche, ci sarà poi, superata questa prima fase che è una fase difficoltosa, ci sarà la possibilità di averne di più, anche perché le proiezioni nello schema, nel timetable, definiamolo così, nazionale per quest'anno, insomma i 200 milioni di dosi si intravedono alla fine, no? Speriamo arrivi più presto e su questo momento arrivi velocemente. Il resto dell'idea è che una regione covid free, un paese covid free va sui mercati molto prima di altri, oltre a mettere in sicurezza la salute dei cittadini. E c'è stato il primo incontro dei presidenti di regione con il nuovo governo. Nell'incontro con il neo ministro Gelmini agli affari regionali e con il riconfermato Speranza alla Salute, Zaia ha chiesto un rafforzamento del Comitato Tecnico Scientifico Nazionale e la necessità che ci sia un unico portavoce. Io spero che il Presidente Draghi, l'ho detto ieri sera anche in riunione, dall'alto della sua autorevolezza che è indiscussa, dello standing internazionale che gli viene riconosciuto non solo dagli italiani ma dal mondo intero, ci possa dare una mano per far rimpinguare le scorte di vaccini. Noi abbiamo necessità di vaccinare, tutti i colleghi hanno sottolineato questo aspetto. Discutere per tempo delle nuove disposizioni del nuovo DPCM per evitare comunicazioni last minute, ristori e soprattutto campagna vaccinale, i temi del dialogo aperto con il governo. E su questo fronte c'è il parere positivo dell'ECDC di allungare i tempi dei richiami, permettendo così una copertura più vasta della prima dose. Dice la prima di portare a 42 giorni la seconda dose e quindi di ampliare il periodo finestra tra la prima e la seconda dose. La seconda indicazione, sempre dell'ECDC, è quella di valutare in carenza di vaccino di fare una prima dose a tutti. Voi sapete che ne abbiamo già parlato, apriti cielo cosa dice, ecco adesso lo scrivono loro, vorrà dire che va bene, nel senso che è una roba intelligente, uno dice se proprio c'è poco materiale è meglio dare un po' di anticorpi a tutti che piuttosto che darne tanti a pochi. Questo è il principio. Il documento dell'ECDC dovrà essere recepito dal governo italiano o meglio dal Ministero della Salute e si tradurrà in eventuali nuove ordinanze, nuove circolari.